Benvenuti alla scoperta delle Marche. In questo video non troverete una classifica, ma una selezione curata delle attrazioni più affascinanti delle Marche, scelte in base alla loro importanza storica, bellezza naturale e significato culturale. Ancona è una città che si affaccia sul mare Adriatico. Un luogo dove la storia e la modernità si fondono in un armonioso equilibrio. Fondata dai Greci nel IV secolo a.C., Ancona ha visto passare Romani, Bizantini e molti altri popoli che hanno lasciato il loro segno indelebile. Il Duomo di Ancona è la cattedrale di San Ciriaco, una delle più belle chiese romaniche d'Italia, che domina la città dall'alto del Colle Guasco. Questa imponente struttura è un vero capolavoro architettonico, con la sua facciata bianca che si staglia contro il cielo e gli interni che custodiscono preziose opere d'arte. Il Teatro delle Muse, inaugurato nel 1827, è un altro simbolo di Ancona. L'Arco di Traiano, completato probabilmente nel 117 d.C., è un monumento che celebra la potenza dell'impero romano. Questo arco, alto oltre 18 metri, è decorato con bassorilievi che raccontano le gesta dell'imperatore e la sua importanza per la città di Ancona. Il monumento ai caduti, situato in piazza 4 Novembre, è un omaggio ai soldati che hanno combattuto durante la Prima Guerra Mondiale. Ancona è anche una città viva e pulsante, con i suoi mercati e i suoi ristoranti, dove si possono gustare le specialità locali, come il brodetto all'anconetana. Lasciandoci alle spalle il trambusto urbano, ci immergiamo nella tranquillità del Parco regionale del Conero, un'area naturale istituita nel 1987. Le scogliere del Conero si tuffano audacemente nelle acque cristalline dell'Adriatico, creando un contrasto eccezionale tra il verde della macchia mediterranea e l'azzurro del mare. Le spiagge qui sono un invito al relax e all'esplorazione. Da Sirolo, con le sue calette nascoste, a Numana, fino a Portonovo, un gioiello incastonato tra boschi e onde. Il Conero non è solo un luogo di straordinaria bellezza paesaggistica, ma anche un habitat prezioso per molte specie di flora e fauna. Per gli amanti dell'avventura, il Conero offre una vasta gamma di attività all'aria aperta. Dal trekking al ciclismo, dal parapendio al surf, ogni visitatore può trovare il proprio modo di connettersi con questo ambiente magico. Il Parco regionale del Conero è una testimonianza dell'armonia tra uomo e natura, un luogo dove l'anima può trovare pace e ispirazione. Ascoli Piceno, conosciuta come la città delle 100 torri, è un gioiello situato nella parte meridionale della regione, circondato da montagne. Questa città, fondata dai Piceni prima dell'arrivo dei Romani, è un museo a cielo aperto, dove ogni angolo rivela una storia affascinante. La Piazza del Popolo, cuore pulsante di Ascoli, è considerata una delle piazze più eleganti d'Italia. Circondata da edifici storici, come il Palazzo dei Capitani, la piazza è un luogo di incontro e di vita cittadina, dove si possono ammirare le facciate in travertino e assaporare un caffè in uno dei tanti caffè storici. Non lontano, il Duomo di Sant'Emidio si erge come un faro spirituale per la città. Dedicato al santo patrono della città, è un capolavoro di architettura romanica e gotica. L'interno della cattedrale ospita opere d'arte di inestimabile valore, tra cui il Polittico di Carlo Crivelli e la cripta di Sant'Emidio, ricca di affreschi medievali. Il Ponte di Cecco, una delle tante testimonianze del passato romano di Ascoli, è un ponte in pietra che attraversa il fiume Tronto. Secondo la leggenda, fu costruito dal diavolo in una sola notte. Ascoli è anche famosa per le sue tradizioni culinarie, in particolare per le olive ascolane,
deliziose olive verdi ripiene di carne e fritte, un piatto che ha conquistato i palati di tutto il mondo. Urbino, una città incastonata nelle colline delle Marche, è un tesoro del Rinascimento italiano, con il suo centro storico, dichiarato patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Urbino è stata la culla di grandi artisti, come il pittore Raffaello Sanzio, la cui casa natale è oggi un museo dedicato alla sua vita e alle sue opere. Il cuore pulsante di Urbino è il Palazzo Ducale, un capolavoro architettonico che si erge con eleganza, riflettendo la visione del suo committente, Federico da Montefeltro. Questo palazzo è stato un centro di cultura e potere, dove artisti, poeti e pensatori si sono incontrati e hanno lasciato un'eredità di bellezza. Le sue sale ospitano la Galleria Nazionale delle Marche, una collezione di opere d'arte che racconta la storia e l'evoluzione del Rinascimento. Il Mausoleo dei Duchi è un monumento funebre dedicato alla memoria dei duchi di Urbino e si trova nella chiesa di San Bernardino, fuori le mura cittadine. Passeggiando per le strade di Urbino, si respira l'atmosfera di un'epoca passata, ma ancora viva nelle pietre e nei panorami che si aprono da ogni angolo della città. Ogni edificio, ogni piazza, ogni vista, è una pagina di un libro che narra la grandezza di Urbino, una città che ha saputo conservare il suo splendore attraverso i secoli. Nel cuore delle Marche si nasconde un mondo sotterraneo di bellezza straordinaria, le grotte di Frasassi. Questo complesso di grotte carsiche è uno dei più grandi e affascinanti d'Europa, un regno segreto dove la natura ha scolpito capolavori nel corso di milioni di anni. All'interno, le stalattiti e le stalagmiti creano scenari fiabeschi, con formazioni che ricordano cattedrali gotiche e foreste incantate. Il silenzio delle grotte è rotto solo dal gocciolare dell'acqua, che continua a modellare questo paesaggio sotterraneo. Un viaggio alle grotte di Frasassi è un'immersione in un altro mondo, dove ogni passo rivela meraviglie naturali che lasciano senza fiato. Le grotte si trovano nel territorio del comune di Genga, in provincia di Ancona. Poco distante dalle grotte di Frasassi si erge il santuario di San Vittore, una chiesa romanica che risale al XII secolo. Questo luogo sacro, immerso nella quiete della campagna marchigiana, è un'oasi di pace per l'anima. L'architettura semplice ma imponente del santuario invita alla riflessione, mentre gli affreschi e le opere d'arte al suo interno sono testimonianze silenziose di una fede profonda. Pesaro, una città affacciata sulle coste dell'Adriatico, fonde storia, arte e natura. Il Palazzo Ducale, con la sua elegante architettura rinascimentale, è un simbolo della città. Le sue sale, ricche di affreschi e decorazioni, raccontano storie di potere e mecenatismo artistico, che hanno plasmato la cultura locale. La Rocca Costanza, una fortezza medievale commissionata da Costanzo Sforza, si impone con la sua struttura massiccia come custode della storia di Pesaro. Le sue mura, torri e camminamenti offrono uno scorcio sul passato militare della città e invitano a esplorare i segreti che si celano tra le sue pietre. La città onora il suo illustre cittadino, Gioachino Rossini, con il Rossini Opera Festival, un evento annuale dedicato alla rappresentazione delle opere di Rossini, come Il Barbiere di Siviglia e La Cenerentola. Recanati, un comune della provincia di Macerata, è nota per essere la città natale di Giacomo Leopardi. La Casa Leopardi, dove il poeta visse e scrisse alcune delle sue opere più famose, è oggi un museo che conserva la biblioteca e gli ambienti originali della famiglia Leopardi. Recanati è anche la città natale del tenore Beniamino Gigli, e il museo a lui dedicato celebra la sua vita e la sua carriera.
La Pinacoteca Civica, invece, custodisce opere d'arte che spaziano dal Medioevo al Rinascimento, offrendo ai visitatori un viaggio attraverso la storia dell'arte italiana. Recanati è una città che vive nel ricordo dei suoi figli illustri, ma che guarda anche al futuro, mantenendo viva la sua tradizione culturale e artistica. Ogni angolo di Recanati è un invito a scoprire la bellezza che ha ispirato poeti e artisti, una bellezza che continua a ispirare chiunque la visiti. Senigallia si affaccia sulle acque azzurre dell'Adriatico. La spiaggia di velluto è famosa per la sua sabbia finissima e dorata. È il luogo ideale per rilassarsi al sole, fare una passeggiata o godersi gli sport acquatici. Sul mare si affaccia anche la rotonda Mare di Senigallia. Costruita negli anni 30 del Novecento, è stata un punto di riferimento per la vita sociale e culturale, ospitando eventi, concerti e balli. La Rocca di Senigallia, o Rocca Roveresca, è una fortezza medievale simbolo della città e un testimone del suo passato strategico. Oggi la Rocca è un museo che invita i visitatori a esplorare le sue sale storiche e a godere di eventi culturali. Il Foro Annonario è un'opera progettata nel 1834 dall'architetto Pietro Ghinelli, in stile neoclassico. Il Palazzo del Duca, con la sua facciata elegante, è un altro gioiello di Senigallia. Un tempo residenza estiva dei duchi di Urbino, oggi ospita mostre d'arte e eventi culturali. Loreto è una città di profonda spiritualità e arte, dominata dal Santuario della Santa Casa, uno dei più importanti luoghi di pellegrinaggio mariano al mondo. La leggenda narra che la casa di Maria fu trasportata qui dagli angeli dalla Terra Santa. Il santuario, con la sua imponente basilica, accoglie i fedeli con la sua magnifica architettura rinascimentale e barocca. La Piazza della Madonna, con la sua atmosfera di quiete e devozione, è il punto di incontro per i pellegrini che giungono da ogni parte del mondo. Il Museo Pontificio della Santa Casa si trova all'interno del Palazzo Apostolico di Loreto. Il museo ospita una collezione di arte sacra di grande valore, tra cui dipinti, sculture e oggetti devozionali legati alla storia del santuario e alla venerazione della Vergine Maria. Fermo, una città che si erge su un colle panoramico, è un tesoro di storia e cultura. Il Teatro dell'Aquila, con la sua facciata neoclassica e interni sontuosi, è un tempio dell'arte scenica. Il Duomo di Fermo, ovvero la cattedrale di Santa Maria Assunta, con la sua maestosa cupola e il campanile, è un punto di riferimento per la città. All'interno, opere d'arte e affreschi raccontano la storia religiosa e artistica di Fermo. Il Palazzo dei Priori, sede del potere civico, è un esempio di architettura medievale e rinascimentale. Le sue sale, ricche di storia, ospitano la Pinacoteca Civica, dove si possono ammirare opere d'arte che spaziano dal Medioevo al Rinascimento. Macerata, una città elegante e colta, è nota per lo Sferisterio, un teatro all'aperto unico nel suo genere. Con la sua acustica perfetta e l'architettura neoclassica, quest'opera è il palcoscenico ideale per spettacoli e concerti. Il Palazzo Buonaccorsi, con le sue sale affrescate e il Museo della Carrozza, è un viaggio nella storia e nell'arte. La Basilica di Santa Maria della Misericordia, con la sua facciata barocca e gli interni ricchi di opere d'arte, è un luogo di fede e di rifugio spirituale. Macerata è una città che celebra la sua ricchezza culturale e storica, offrendo ai visitatori un'esperienza indimenticabile. E con questo si conclude il nostro viaggio attraverso le meraviglie delle Marche. Naturalmente ci sono altre bellezze da scoprire, come Gradara, Iesi, Fano, Tolentino, Offagna e altri.
Speriamo che questo video vi abbia ispirato a esplorare di persona questa regione straordinaria. Se vi è piaciuto il video, non dimenticate di lasciare un like e di iscrivervi al canale, per non perdere i nostri futuri video alla scoperta delle bellezze del nostro pianeta. Grazie per averci seguito. Alla prossima!